Mi scordo sempre che devo pubblicarlo anche su Telegram. Più forte di me. Ciao Valerio! Ciao caro. State aspettando un attimo che io per una cosa che faccio bene, 5 ne faccio male. Ciao Daniele! Ciao Matte! Ciao Gol Serie A! Che tra l'altro mi ha cominciato a seguire pure su Twitch. Ciao Gri, ciao Andre, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Aspettate un attimo che sto a pubblicare tutte le storie del caso e ok. Ciao Mario, ciao il mignottone, tutto a posto, vale, tutto a posto, tranne che non si lavora tutto bene. Voi come state? Ciao Simone, assolutamente, assolutamente. Beh, le maglie qui sopra sono abbastanza eloquenti. Tra l'altro, ragazzi, non so voi, ma io sto col maglione di lana, sotto c'ho pure il pigiama, cioè, fa un cazzo di freddo. Non so da voi, ma qui fa un freddo bestiale e siamo a maggio. Però vabbè. Ciao Antonio, ciao a tutti ragazzi. Oggi fa freddo. Oggi assolutamente fa freddissimo. Alla grande, se vinciamo con il Genoa ancora meglio. Bah, ormai è veramente inutile la partita col Genoa, quindi io penso che molto probabilmente... No, io penso sicuramente non uscirà il video post partita di Cagliari-Genoa. Genoa-Cagliari, no, Cagliari-Genoa. Non uscirà perché è inutile, è veramente inutile. Ciao Albe, sto bene Nick Nusa, onesto. Con Leonardo Champions League. Quale Leonardo intendi? Qui a Torino fa un botto caldo, io a mezze maniche, qui c'è caldo. Qui a Roma, perlomeno da me, fa veramente freddo. Cioè io so un tipo caloroso, però per averci freddo io vuol dire che... Ciao Matte, un bacione. Di chi è la già? La mia è di Nandez, anche la mia. Pure la mia è di Nandez. Qui in Sardegna a Cagliari c'è un bel caldo con un maestrale gradevole. Me coglioni. Ai fini della classifica per me personalmente scavalcarli è importante. Io invece più rimaniamo in basso e meglio è perché magari alcuni pensano che arrivando sopra il Genoa, arrivando undicesimi quant'è, si ha la percezione di aver fatto una stagione minimamente accettabile quando in realtà non è così. Quindi io preferirei rimanere dove siamo, tanto non cambia più di tanto la situazione. Leonardino semplice, ovviamente. Vabbè, allora sì, allora sì. Ha piovuto lì a Roma, ha pioviccicato stamattina. Non ha piovuto, però ha pioviccicato. Dobbiamo battere anche il Genoa perché mi sta sulle palle anche questa squadra. Speriamo di prenderli a pallonate. Diciamo che io pure non è che provi simpatia più che per il Genoa, per il presidente. Però è una partita che vale veramente zero. Prossimo anno scudetto? No, prossimo anno voglio che il Cagliari abbia un progetto serio, punto. Non per forza scudetto. Cioè, non per forza scudetto, ovviamente no lo scudetto. Col Genoa per quanto riguarda bisogna vendicare la sconfitta dell'andata. Per me resta fallimentare, ma ora siamo in ballo e balliamo. Ma purtroppo Andre, molti potrebbero ricredersi anche in base al posizionamento.
e la società potrebbe sfruttare il fatto di essere arrivati in quella posizione e dire: "Beh, alla fine abbiamo fatto un campionato decente". Non è così, non è così. Quindi vorrei evitare di dare un alibi alla società, ecco. 4,5 milioni ci sono in palio se arriviamo al 12° posto. So comunque spicci. So comunque spicci. Sì, il mignottone non si dimentica, però fidati che meglio di no. Secondo me è meglio di no. Ho saputo che giocano Contini e Zito. Ma io posso chiedere se gioca Contini, però non ne ho idea. Secondo te Rog rimane a Cagliari? Sì? Se ti ricordi, dicevo che dopo la sconfitta al Torino, ti dicevo che con quei giocatori non si retrocedeva. Roberto, io ti ripeto, fino all'ultimo, fino alla partita col Parma, sono sempre stato convinto che il Cagliari fosse già in B. Non lo nego. Fortunatamente ci siamo salvati. Ciao Dreamcatcher. Se permetti da tifoso vorrei che la squadra si piazzasse nel miglior modo possibile. Ma per carità è una cosa più che lecita, Albe, ci mancherebbe. Però ripeto, io non voglio dare modo alla società di creare un alibi di qualsiasi tipo. Ma zero proprio. Non si dimentica nel senso che per tantissime partite abbiamo fatto cagare. Lo so, sono io il primo a saperlo, lo sappiamo tutti, però loro possono prendere la situazione e ribaltarla completamente, quindi meglio di no, meglio di no. Poi come andrà a finire, andrà a finire. Però paradossalmente spero che il Cagliari rimanga nella posizione in cui è attualmente. Ciao padre Pioli, tutto bene, tutto bene. Il Cagliari vuole trattenere Rugani. Toccherà vedere quanto chiede la Juve. Sabato segnano Joao Pedro, Nainggolan e Simeone. Addirittura. Tanto ragazzi, Pereiro esiste ancora. Pereiro è ancora positivo, da quello che so io. Adesso provo a chiedere a Contini se effettivamente è vero che giocherà. Vediamo. Scusate un attimo, eh. Ciao Dan. Quel quadro di Gesù Cristo alla mia sinistra. Non c'è nessun quadro di Gesù alla mia sinistra. La Juve vuole circa 15 milioni. Per 15 milioni se lo può ottenere. Per 15 milioni se lo possono ovviamente tenere Rugani. Spero di sì. Vediamo. Io adesso gli ho mandato un messaggio. Vediamo se mi rispondi. Cagliari a due facce questa stagione. Con Di Fra voto 3, con Di semplici, con semplici voto 8. Ma per il mio complessivamente comunque insufficiente. Complessivamente gravemente insufficiente, oserei dire. Quello vicino alla porta sotto il comodino. Casomai sopra il comodino. Quello vicino alla porta sta sopra il comodino. Non è Gesù Cristo, ma è l'uomo vitruviano.
Anche perché non ho mai visto Gesù Cristo con quattro braccia e quattro gambe. Però vabbè. Il Cagliari prima di tutto deve trattenere la maggior parte dei big, Godin, Cragno, Pavoletti, Joao, Anderson, Nainggolan, eccetera, e cercare di costruire un progetto stile Atalanta. Stile Atalanta sarebbe impossibile perché il Cagliari, per fare un progetto come l'hanno fatto loro, dovrebbe vendere un big a stagione. Quindi no. Se qualcuno, cioè per esempio Godin per 3 milioni a stagione, se deve continuare a giocare così, io personalmente non me lo terrei perché non vale la spesa. Cragno se ne può andare, Cragno probabilmente andrà via, secondo me. Buonasera Giorgio, intanto c'ho anche all'altro Giorgio. Ciao Francesco, secondo me il piazzamento è una cosa relativa, più che altro l'ultima gara sarà una vetrina per i giocatori che non hanno avuto spazio. Esatto. Esatto. Godin è un giocatore da tenere se vogliamo puntare alto. Secondo me no. Cioè, nel senso, il Godin che ho visto io è non dico facilmente rimpiazzabile, però non è un giocatore che vale quella spesa che il Cagliari sta facendo. Ripeto, 3 milioni all'anno per quel Godin, sinceramente non ne vale la pena, ma zero. Il Cagliari deve imparare a chiedere di più dalle squadre che vogliono i nostri giocatori. 25 milioni per Nandez non sono niente. 25 milioni per Nandez assolutamente non sono niente e non mi ci siederei nemmeno per fare la trattativa. 25 milioni. Ciao Lupino, può andare via Cragno e uno tra Nandez o Marin. Marin mi sembrerebbe assurdo. Nandez è già più probabile. Il Benevento deve solo marcire in Serie B per quello che ci ha detto. Eh, io la vedo in maniera diversa. Cioè, io capisco lo sfogo del presidente perché penso che a parti inverse anch'io avrei avuto quello sfogo. Non mi accanisco contro il Benevento perché bisogna anche un po' immedesimarsi nei loro panni. Però, ripeto, quello che è mancato al Benevento è stato un po' di spirito autocritico, perché se si sono ritrovati in quella situazione, ragazzi, non è colpa dei Doveri e Mazzoleni che non gli hanno dato il rigore, ma se nel girone del ritorno tu vinci solo una partita, non te la puoi prendere con un errore arbitrale. Poi che se sia errore o meno, quello dipende dal pensiero di ciascuno. Però a prescindere, tu hai vinto una sola partita nel girone di ritorno e fai tutta quella scena. Capisco lo sfogo, capisco la situazione e tutto, però. Pensieri dello scambio Fares-Ligo? Mm, indifferente. Ciao Pietro, pure Cairo ha esagerato ieri, ho saputo, ho saputo. Se devo essere sincero, mi dispiace per il Benevento al di là di tutto quello che è successo contro il Cagliari per rispetto dei nostri ex. Ma a me sinceramente non mi dispiace né gioisco del Benevento retrocesso. Però ripeto, se stava a 10 punti più di noi il Benevento, se li abbiamo sorpassati e il Benevento è retrocesso, è perché evidentemente il Benevento nel girone di ritorno non ha fatto bene. Infatti ha vinto solo una partita, ha pareggiato 1-1 contro una squadra che era già retrocessa. Cioè, dai su. Io venderei quella pippa di Simone e prenderei un buon attaccante di qualità. Anch'io, anch'io. Lagga solo a me, va a scatti. Un po' va a scatti.
tranquillo. Però l'audio credo si debba sentire fluido. A proposito, cosa ne pensi della lite Cairo Immobile e delle parole dette da loro due? Allora, non so cosa abbia detto precisamente Cairo, so che ha inveito contro Immobile dopo appena finita la partita e sinceramente Cairo è una persona che piano piano sta scendendo sempre di più nel ridicolo, quindi io sorvolerei. In 10 tra l'altro, esatto. Il Crotone giocava tutta la partita in 10, loro sono riusciti a farsi pareggiare all'ultimo secondo. Dai, su. A Roma dopo il derby che hai sentito fuori? Assolutamente niente perché non... A parte che non stavo a casa, ma poi questo forse è stato uno dei derby meno sentiti da tempo, veramente meno sentiti. Godin a parte, secondo me la difesa è migliorata in toto, specie nelle ultime partite subendo poco e nulla. Non sarà facile scegliere chi deve restare o no, ma io punterei molto molto su Carboni. Ha dimostrato ampiamente di meritarsi la titolarità. Ciao Manu, tranquillo, non ti preoccupare. Pure Giulini ha sbagliato, ma almeno non se l'è presa con gli arbitri nonostante la salvezza. Giulini molte volte se l'è presa con gli arbitri e con il VAR, come è giusto che sia. Però gli errori capitano, sono capitati a noi, capiteranno agli altri. Ti piacerebbe l'Axalt come terzino adesso? No. Il trio nel secondo anno consecutivo che si salva sul rotto della cuffia. Continuando così farà la fine del Chievo, molto probabile. Va a scatti. Ragazzi, purtroppo lagga un po'. Io spero che non laghi l'audio. L'importante è che non lagga l'audio. Se il video lagga un pochino, ragazzi, purtroppo con l'abbonamento gratuito di StreamYard ho solo 20 ore al mese gratuite e le sto per finire. Quindi ho dovuto arrangiarmi così. Vi chiedo scusa, sopportate. Non saprei che altro dirvi. Io mi prenderei un buonissimo difensore al posto di Ceppitelli, poi uno che sostituisce Ligo e secondo me è top così. Ceppitelli si può tranquillamente andare a fare un bel giro. Eh sì, ragazzi, lagga perché io adesso sto ricevendo i commenti riguardo all'audio, quindi lagga effettivamente. Vi dà un parecchio delay. Ti ha risposto Contini? Ancora no, ancora non ha risposto. Per me dovremmo riscattare Rugani e Raja. Raja non lo dobbiamo riscattare, eventualmente lo dovremmo comprare o offrirgli il contratto a parametro zero. Quello che sperava nella recensione del Benevento era il Parma, altrimenti trovarsi a lottare per la risalita anche con un Cagliari e un Torino sarebbe stato un casino, sì, assolutamente. Ma quest'estate farai video sull'europeo della nostra nazionale? Non lo so, probabilmente. Ciao Matte! Lo sai che Duncan e Sontil non verranno riscattati? Bam! Sottil proprio non l'avrei mai detto. Eppure è strano perché il Cagliari ci ha proprio puntato tanto nel girone di ritorno, eh. Tutti infognati che Sottil era stato riconvocato per la partita col Milan. Wow! Sottil in panchina quando era già tornato col Parma e nessuno ha ancora capito che Sottil è guarito dall'infortunio da non si sa quanto tempo e che era già stato convocato per una partita prima. Però Sottil convocato col Milan. Ho visto, Manu, ho visto.
il Ceppe e Babis. Io vorrei che se ne andassero tutti e due, però secondo me lo vinciamo l'Europeo, speriamo. Dreamcatcher, secondo me Carboni ha le potenzialità per poterne fare parte. Pussetto al posto di Simeone come lo vedresti? No. Sottile assolutamente è un buonissimo giocatore. Secondo te ci sarà spazio per qualche primavera sabato? Vedremo Ale, vedremo. Sto aspettando la risposta da un giocatore della primavera per sapere se effettivamente giocherà. La settimana prossima ci sarà la nazionale a Cagliari, a fine partita bisognerà sanificare il terreno della Sardegna Arena. Ho visto il tuo commento su sottile aria di dissing verso qualcuno. No, nessun dissing. Però ho visto un'euforia insensata sotto quel post. E a me è quello che mi ha dato fastidio, perché, cazzo, nella distinta dei convocati col Parma c'era il nome di Sottil. Quindi non capisco perché tutta questa euforia. Cioè, è veramente palese il fatto che Sottil ormai torni alla Fiorentina e non sia più un giocatore del Cagliari, nonostante continui a essere nella nostra rosa. Quindi, boh, non ho capito tutta sta euforia. Bah, vabbè. Secondo te andiamo in Europa l'anno prossimo? Se no, quando? Non andiamo in Europa l'anno prossimo. Peccato per Sottile, era un giocatore che serviva per spaccare il ritmo partita, assolutamente. Cosa abbiamo preso a fare? Lumbo, ragazzi, al primo anno ha giocato, è stato via per gran parte della stagione per un infortunio, quindi aspettiamo. Secondo te il Cagliari lo vuole comprare Fontil? Sono l'unico, cioè no, sono l'unico, scusa. Penso sia abbastanza palese il fatto che il Cagliari non voglia comprare Sottil, veramente palese. Landinetti scambio con Racia, sei d'accordo? Assolutamente no. Se questi sono se questo è l'ipotesi di acquisto per arrivare a Nainggolan, rimane all'Inter Nainggolan. Non mi priverei di Landinetti. Sono l'unico a cui non tifa la nazionale. Probabilmente non sei l'unico, Albe. Carboni sarà una macchina da soldi per la società. Assolutamente. Manda anche in prestito, sì. Ciao Luisa. Secondo me per Raja sarà come Nainggolan. Che vuol dire? Vabbè, Ligo è Ligo. Cioè, comunque un giocatore limitato. Cosa ne pensi di Duncan? Che se messo in condizione può essere un buon titolare, ma molto... Cioè, non può fare più di tanto. Ah, ok, cambia la cosa. Allora, la tratteria di Racia sarà come quella di Godin che lo abbiamo preso a zero. Lo spero, perché se arriva a zero va benissimo. Sabato, sì, sabato. Sottile torna a Firenze di sicuro, ma quello è ovvio. Sottile torna a Firenze, è tornato a Firenze praticamente, perlomeno con la testa, già mesi fa. Sabato giocherei per vincere, 12°, 13° posto, sono soldi. No, cioè, sono soldi, so 3-4 milioni. Non so tutti sti soldi. Ho paura che il semplice chieda a tutti i giocatori della SPAL, ma la SPAL è abbastanza cambiata rispetto a quando c'era lui. Non ce ne sono rimasti tantissimi. Chi c'è rimasto? Paloschi. Anche se fossi la società proverei a richiederlo in prestito. Io no, tanto torna Rog.
Cosa ne pensi di Giacomakis? Mai sentito? La prima volta che lo sento. Off topic, il vaccino anti-Covid te lo fai? Rigiro la domanda anche per gli altri utenti. Appena avrò la possibilità, assolutamente sì. Valodi lo vorresti al Cagliari? Non male, non male. Pensieri su Parisi, prenderei a mani basse. Lo prenderei a mani bassissime. Ti fidi di Capozucca? Assolutamente. Ranieri non rimarrà alla Samp. Notizie di un'ora fa, Giulini tenterà di prenderlo? Non credo. Non credo. Che ti stai bevendo? Succo all'arancia rossa. Io mi tengo semplice, eppure Ranieri sia un grande uomo, non amo le minestre riscaldate. Nemmeno io, anche se sono un grandissimo estimatore di Ranieri, specialmente a livello umano. Però più che altro io vorrei che il Cagliari trovasse un attimo un po' di stabilità. Quindi continuerei con semplici, anche se non è un mister che a me fa impazzire, parliamoci chiaro. Eh, Però è un mister che a quanto pare ha dimostrato di poter stare a Cagliari, quindi mi terrei semplici. La stagione è lunga e uno come Duncan Pacchinaro può far comodo. Un altro anno ti permette un buon cambio a gare in corso. Ma se torna Rog e rientrano tutti i giovani dal prestito, Duncan è un giocatore in eccesso, quindi non vedo il motivo di tenerlo come panchinaro. Io riporterei un ass a Cagliari, che ne pensi? Assolutamente sì, ma non credo torni. Giulini ha confermato che andrà avanti con semplici, meglio. Posso dire che Capozucco sia il migliore di essere della storia del Cagliari? Assolutamente. Ranieri sarebbe un grande colpo, ma penso che rimarrà semplice, assolutamente. Ma Ranieri, quasi tutti provano un affetto e stima nei confronti di Ranieri, ma è giusto che rimanga semplici, assolutamente. Bisogna fare esordire Bruno Conti. Bisogna fare esordire. Si spera, si spera. Un ass via, non lo rivoglio affatto, a Cagliari si è comportato male. Ho capito, però è un giocatore tanta roba. Meglio un ass Nandez o Sottil Nandez? Un ass e Sottil sono molto molto simili, quindi a me andrebbe bene in qualsiasi modo, però nessuno dei due rimarrà. Purtroppo, cioè, uno dei due già se n'è andato, ovvero un ass. Gli altri due, uno sicuramente se ne andrà, che è Sottile, e l'altro potrebbe andarsene, che è Nandez. Buon pomeriggio, Fede. Spero rimanga semplice anche perché il gioco di Ranieri è simile. Ranieri, Ranieri è un uomo che ne sa, ha un curriculum con i controcoglioni alle spalle. Caligara lo vuole trattenere l'Ascoli, ma se lo trattenesse. Ciao, grazie a Sottilla, assolutamente ritornerà a Firenze. Il campionato di Sottil è finito mesi fa. Non sopportare Ranieri è grave, esatto. Un asso molto più veloce di Sottil. Forse un pochino più veloce di Sottil, però penso che a livello tecnico l'unica cosa è che un ass sia molto più veloce e molto più bravo nel dribbling nello stretto e nell'uno contro uno rispetto a Sottil. Però stiamo parlando di due giocatori caratteristicamente parlando molto molto simili. Simeone rimane, secondo me stanno cercando una seconda punta. Simeone molto probabilmente andrà via. A quanto lo venderesti Nandez? 100 milioni, te lo dico sinceramente.
Però se te devo sparà un prezzo realistico per le caratteristiche che ha, io non mi metterei a tavolo a una trattativa per meno di 40.000.000. Cioè 40.000.000 deve essere la base. Caligara lo hai rimosso, c'è. Torna pure Pinna, ragazzi. Con il giovane mi piacerebbe vedere in campo su tutti i contini Lumumbo e Michelotti. Io sto aspettando che mi risponda Contini su Instagram. Secondo te il Cagliari riuscirà mai a vincere un altro scudetto? Spero che se ci riesce quando io sto in vita. Ciao Leo, un bacione. Brutta la lotta salvezza quest'anno. Io spero che il Cagliari non ci rientri l'anno prossimo nella lotta salvezza. All'Ascoli Caricara lo usano come terzino. Fa schifo come giocatore. Preferisco un ass anche perché ha avuto esperienze importanti. Ci sta. Secondo me comunque il Crotone verrà saccheggiato. Simi, un ass e Messias resteranno in A. Un ass tanto è in prestito. Tornerà al Napoli. Simi e Messias sicuramente non scenderanno con il Crotone. Torna anche Payek, vero? Ti ricordi il nordcoreano? Assolutamente sì. Han non so che fine abbia fatto. Molto probabilmente o gioca in Arabia o gioca in Corea. Ciao Salvatore, tutto bene? Te invece tutto a posto? No, Valerio, stai a parlare di tre pippe. Cioè, Mbappé, Lewandowski e Sané, ma chi so? Chi so? Ma un pensierino su Simi, cazzo, un pensierino su Simi va fatto. Nella squadra di Benatia gioca, allora stai in Arabia. L'anno prossimo spero non si ripetano gli stessi errori di quest'anno, perché va bene la salvezza, ma la stagione resta comunque fallimentare. Ma non va bene nemmeno la salvezza, perché tu non dovresti combattere per quei posti, quindi non va bene. Rimane comunque un grandissimo fallimento. Nandez non ha la clausola. A quanto pare non si sa perché c'è chi dice che ancora ci sia la clausola dei 36 milioni e chi dice il contrario, staremo a vedere. Ti piacerebbe Sirigu come post cranio? Assolutamente no, perché ce l'abbiamo già in rosa ed è vicario. Comunque Pajak è in prestito con obbligo e allora Pajak rimane dov'è. Se la Juventus va in Champions vediamo che ci danno, perché dal Milan manca una penna. In che senso? Visto che Codone è in B, prenderei Simi al posto di Simeone, assolutamente. Tu hai saputo che Suazo allena il Carbonia, no il Villa Simius. Il Carbonia. Spaziando un po', mi piacerebbe sapere la tua su ciò che ha fatto e ha detto il presidente del Toro ieri a Roma. L'ho detto prima, non so le parole precise, quindi ti posso dire che a me Cairo piano piano sta calando sempre di più di stima, assolutamente. Se dovessimo fare punti domenica sarebbero 8 partite con risultati utili consecutivi, non male. Direi di no, eh? Sono d'accordo con te, un asse è davvero forte, punta l'uomo e lo salta facilmente, ma nella prima parte della stagione con il Cagliari era inesistente, si è svegliato con il Crotone. Inesistente no, però ha avuto dei problemi fisici, poi ha contratto anche il Covid, bisogna tenere quello in considerazione e mentre lui era fuori è esploso Sottil, quindi è chiaro che si è visto tagliato fuori un pochino dalla rosa. Poi lui ha insistito per voler giocare, in quel momento il titolare era Sottil e quindi il Cagliari giustamente l'ha mandato via. Secondo te miglior attaccante in Serie A? Muriel. Ma Farias, ho sentito che stavolta si tratta di diritto di riscatto. Speriamo che lo Spezia lo riscatti. Io sapevo che era obbligo. Cairo ha detto che Immobile ha giocato col Covid. Quello lo deve stabilire la procura, perché c'era un'indagine in corso. Il padre di Scamacca, Antrigoria, ieri è andato fuori da capoccia. Ho sentito. Ciao Asci! La mia storia incredibile, verificabile sul gruppo Facebook Noi siamo Cagliari Italia. La partita del Parma ho iniziato a tifare spessamente gli avversari. Salvi grazie a me.
Grande Ale. Quest'anno Milan non ha fatto giocare nessuno, in prima della primavera? No, forse Carboni perché qualche partita in primavera l'ha fatta, però sostanzialmente no. Muriel mi fa impazzire, è forte Muriel. Pronostico per stasera, io spero la vinca l'Atalanta. Cairo ha detto delle cose da querela, ragazzi, Cairo si commenta da solo. Cairo si commenta da solo. Purtroppo mi sa che il diritto, quindi c'è il rischio che torni ancora una volta, c'è. Visto il gol che si è mangiato contro la Samp, probabile. Non lo condivido, Ale, perché a me la Juve non sta sul cazzo, però lo puoi dire tranquillamente. Il vostro giornalista preferito è qua, oltre agli scherzi, per Farias è un prestito con obbligo, prestito partita da 2 e il riscatto a 3 milioni. Quindi è sicuro, infatti io sapevo che lo Spezia c'ha l'obbligo, non il diritto. Perché noi abbiamo sempre fatto prestito con obbligo in caso di salvezza. Lo Spezia si è salvato, quindi Farias adesso è a tutti gli effetti un giocatore dello Spezia. Cairo va spedito nel Cairo. Ah. Mamma mia ragazzi, finalmente è finita sta stagione di merda. Io vi avviso, ripeto, adesso che siamo pure in 40, quindi un po' di persone sentono. Sabato non uscirà il video post partita anche perché ho un compleanno, quindi non uscirà il video post partita. E i video post partita del Cagliari sono finiti con quello col Milan, quindi per me la stagione calcistica è finita, però le live ovviamente continueranno, quelle continueranno assolutamente. Magari mi prenderò un periodo di pausa, eccetera. Però sostanzialmente continueremo e poi vedremo cosa fare per gli europei. Se vuole Di Marzio vado a lavorare per lui. Ah, con lui. Vengo anch'io, dai. Seguirai gli europei? Quello assolutamente sì, seguirò sia europei che Olimpiadi. Stasera te la vedi la finale? Non me la vedo perché sarò in live su Twitch. Stai dimagrendo, Miro. Ti ringrazio per averlo notato, Ale. Effettivamente sono a dieta. A parte questo, quanti giocatori perdiamo per i prestiti? In che senso perdiamo per i prestiti? Le live di calciomercato ci saranno? Assolutamente sì, non mancheranno le live di calciomercato. Grazie a prendermi pause, nel senso, al posto delle consuete 2 live a settimana che qua su YouTube, che sono il lunedì e il mercoledì, magari ce ne sarà soltanto una, perché è chiaro che di estate gli argomenti non sono poi così tanti. Puoi parlare di calciomercato, ma fino a un certo punto perché parli di ipotesi, commenti, finisce lì. Non c'è la possibilità di fare chissà cosa. Quindi diciamo verrà ridotto il numero delle live, semplicemente quello. Simile al Cagliari secondo me è fattibile, valore di mercato 4 milioni. Dubito che un quasi capocannoniere vali solo 4 milioni. Il Crotone alzerà un po' il prezzo. Abbiamo un po' di giocatori in prestito, se non erro, che lasceranno il Cagliari. Sottile, Duncan, Rugani. Assolutamente sì. Loro lasceranno. E chiudi Fiorentina solo perché merita e gioca un buon calcio, assolutamente. Il Cagliari richiede un prestito secco per Rugani che forse si farà, pure un riscatto. Bisognerà vedere se Pirlo sarà il prossimo allenatore. Non so se qualcuno abbia già detto o notato, ma parlando di prestiti, tra meno di un mese ricomincia la telenovela Nainggolan. Assolutamente. Stai pensando di rivoluzionare il canale nel senso di parlare di calcio oltre al Cagliari? Assolutamente no. No, 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 no. È una cosa che mi è già stato detto. Specialmente quando io ho parlato di voler ampliare il canale e di rendere questo un lavoro, mi è stato detto non limitarti al Cagliari, parla anche delle altre squadre, ma ribadisco il fatto che delle squadre, di tutte le squadre di Serie A, ne parlano tutti.
E molte volte quando si va a parlare di squadre con un seguito non così importante, anche se il Cagliari è l'8ª tifoseria d'Italia, si corre il rischio di, dire e sparare delle emerite stronzate che agli occhi e alle orecchie dei veri tifosi suonano come cose assurde. Quindi io evito di parlare di cose che non conosco e preferisco crescere molto di meno, ma parlare solo del Cagliari, perché io le altre squadre me le cago quando il Cagliari ci gioca contro, perché altrimenti 0, 0. Continuando, sarà forte la volontà del giocatore, vabbè chiaro. Su Twitch sarà in live da che ora? Dalle 22 a mezzanotte oggi. Sono in live su Twitch tutti i giorni dal lunedì al giovedì, dalle 22 a mezzanotte. Il Crotone chiede 8 milioni, per Simi io 8 milioni ci rispenderei. Ciao S-Diamond, gira voce la Torres ti ha chiamato per fare video sulla squadra l'anno prossimo. Posso smentire assolutamente. Comunque ragazzi, ho la risposta di Contini, mi ha risposto adesso. Mi ha scritto magari il signore, per ora gioco sabato con la Primavera, poi il resto non lo so. Quindi non... Tra l'altro gioca sabato la mattina, il Cagliari gioca sabato sera, non penso che Contini venga convocato, a meno di grandi ribaltamenti proprio. Nessuno ha paura che Simi possa essere stata solo una meteora? No, Ale, perché anche in Serie B affidabile, affidabilissimo, quindi io non lo vorrei Simi, preferisco Cherry, onesto. Ma te sei di Roma, giusto? Beh, direi che si sente. Se sì, perché tifi Cagliari? Guarda Matte, hai fatto una bella domanda, tra l'altro la più inflazionata probabilmente. Ti posso dire che c'è un video sul mio canale, se tu cerchi "ma se sei romano perché tifi Cagliari?" oppure "ecco il motivo per cui sono del Cagliari", una cosa simile, trovi il video e lì lo spiego bene. Però è un video di 4 anni fa, che avevo intenzione di rifare. Ti do una risposta breve, semplicemente perché mio nonno era sardo. Questo è il motivo principale. Che farai stasera in live? Stasera Days. Stasera Days in live. Ho fatto presente a qualche youtuber delle big di convocare anche a te. Non c'è mai nessuno che difenda i nostri colori o che porti la nostra voce. Io ti posso dire che molte volte, alcune volte, mi è stato chiesto di rappresentare il Cagliari in, in trasmissioni su Twitch, in una trasmissione su Twitch, per correttezza non farò il nome, e su alcune pagine Instagram, sapete quelle pagine Instagram tipo Oggi è Cassa.io, dove ci sono tutti i rappresentanti delle squadre che si fanno le storie, eccetera, eccetera. Io ho sempre rifiutato perché è un qualcosa che a me personalmente non piace, la reputo una cosa inutile e io voglio parlare di Cagliari ai cagliaritani. Non posso anche parlare di Cagliari ai non cagliaritani, non è un problema. Però ho ricevuto queste offerte quando il Cagliari si stava lottando un posto in Europa l'anno scorso. Dopo che è finito quel periodo, a me nessuno mi si è cagato. Quindi questo cosa significa? Che il Cagliari e la gente che tifa Cagliari viene calcolata solo quando c'è la possibilità di sfruttarle. È una cosa che a me personalmente non piace, quindi vi do la mia parola, non sarò mai presente in una di quelle pagine. Mai.
mai. Sarò presente sicuramente in alcune live di altri youtuber, ma in quel caso sarò presente non perché io tifoso del Cagliari, ma perché quelli che fanno quelle live sono miei amici. Quindi vi posso dire tranquillamente Ghiottone, Jacopo, vi posso dire Giovanni Stramacci, vi posso dire che ne so, non so se magari continuerà a fare YouTube, eccetera, Alfreds, vi posso di Pablo Giallorosso, vi posso di Kartal. Ho un mucchio di amici qui su YouTube, però non farò mai buon viso a cattivo gioco, mai. È molto meglio parlare solo del Cagliari ma farlo bene, dato che del Cagliari non ne parla mai nessuno, che parlare di tutto e magari inventare notizie false per avere più iscritti. Esattamente, a me sinceramente non va di fare questo. Entra su Oggi e Cassa Voglio, non lo farò mai, ma assolutamente mai, mai nella vita. Come non sponsorizzerò mai OneFootball. Sarebbe assurdo sponsorizzare OneFootball. Andresti in una live con Asso? Perché no? A me personalmente non ha fatto nulla di male. A me personalmente non ha fatto nulla di male. Ciao Gabriele, che ne pensi dello scambio Ligo Giannis Faria? Io personalmente Fares che Farias, io personalmente lo farei. Va benissimo. Prendile Ligo Giannis, ma io Fares non lo vorrei mai. Ma su Oggi e Cassavoglio ci sono gli ultra del genere, non ci puoi essere tu del Cagliari. Ma io non dico che non ci posso essere io che sono del Cagliari. Però quello che dico io è che a me non va di fare una cosa simile. È quello il punto. Mi rifiuto categoricamente di fare una cosa simile, l'ho fatta, ma quando c'era tutta la Castello Screw, non so chi se la ricorda, ma c'era la pagina su Instagram con la Castello Screw in cui facevamo questa cosa, poi il progetto è naufragato e vabbè, capita. Però fa ste cose a me non mi piace, le reputo anche un po' tristi, sinceramente, quindi secondo te chi sarà venduto con più probabilità dopo questa stagione? Io spero Cepitelli, spero Rico Giannis, spero Clavan, spero Simeone, spero Paoletti. E quali innesti vorrei? I ruoli in cui sono partiti le persone. Mo' il nome preciso non te lo so fare, però per chi parte si prende il ricambio. Semplice. Faresti Pares per Lico Giannis, ti ho risposto. Ed è lì che Miro entrò in una pagina famosa su Insta e pubblicizzò OneFootball. Se lo faccio, voglio che vi disiscrivete in massa dal mio canale, perché in quel caso me lo merito. Le convocazioni fatte a salvezza acquisita mi sa più di contentino che per merito. Il posto lo devi guadagnare durante il campionato, così come è successo per Carboni. Pure quello è vero. Ci sarebbe un Miro una live con Asso, anche lui è romano. Sì, ma io dal canto mio non inviterò quasi nessuno in live sul mio canale. Paoletti per 7 milioni lo daresti anche per 700.000 euro. Alessandro Catto, lui è una persona con cui a me farebbe molto piacere collaborare. È una persona con cui mi piacerebbe molto collaborare. Se un giorno dovessi mandare in Europa, lo faresti di più gradimento oppure non lo faresti lo stesso per nessun motivo? Ma se il Cagliari va in Europa, di sicuro molte persone mi chiederebbero di partecipare nella loro pagina Instagram, nelle loro live, eccetera, eccetera. Ma io in quel caso a maggior ragione dico di no. A maggior ragione. Perché lì si vede, diventa ancora più palese che tu non lo fai perché magari vuoi tenere informata la gente sul Cagliari, ma perché in quel caso il Cagliari è un trend topic, semplicemente per quello, e la cosa diventa ancora più disgustosa. In realtà se lo fai nessuno dice nulla, ma lo so, ma infatti sono io che non lo voglio fare, è una cosa mia.
Gabriè, fidate, è una pippa Lico Giannis, fidate. Fatto di da uno stronzo, è una pippa. D'accordo sulla cessione di Simeone, ma perché Paoletti lo vorresti fuori? Ha inciso tanto, secondo me, nel girone di ritorno. Non ha inciso tanto, secondo me, invece. Ripeto, ha fatto una partita, quella con il Crotone, che è stata la partita di Pavoletti, perché l'ha decisa lui. Ha fatto un gol, ha rimediato un rigore. Quella partita ha inciso veramente tanto. Ha fatto il gol del 2-1 contro il Benevento, quello non glielo levo, ma tolto quello, Pavoletti, se c'era in campo o non c'era, era la stessa identica cosa. Sbagliava costantemente gli stop, non riesce nemmeno più a fare l'unica cosa che sapeva fare prima, ovvero le sponde. Per me può tranquillamente essere ceduto. Catto e Gabbo sono bravi ragazzi, ma sicuramente tutti sono bravi ragazzi. E con Sequolf collaboreresti? Ho già collaborato con Sequolf, non in maniera visiva. Non sono mai apparso io personalmente in un suo video, ma l'ho aiutato a fare qualche video del mercato del Farei del Cagliari. Ho anche il numero di Sequolf. Nandez a quanto lo cederesti? Base d'asta 40 milioni. Sì, lo so, ma infatti se non erro, o era Andrea che me l'aveva chiesto, che mi ha rigirato la cosa per entrare in quella pagina, oppure addirittura avevano contattato me e io ho indirizzato loro verso Andrea, perché a me hanno contattato parecchie volte. Se fai troppe emoji, Albe ti blocca il messaggio. Ah no, non so perché t'ha accusato Catto e Gabbo sono bravi ragazzi, non lo so. Ti chiedo scusa. Catto assolutamente è un personaggio, però è tanta roba. Tra l'altro non so perché ho parecchie richieste su Instagram, mo non so se state tutti in chat. Ale sì, Ale sì che ha chiesto di seguirmi. Però ho già 3 richieste di essere seguito su Instagram, mo vaccetto. Questo no. Ok. Eccomi. Preferisci Rog o Marin? Rog. Paoletti anche a me non piace, non segna di testa, tutto l'altro è uno zero. Esatto, Nandez è un giocatore completo assolutamente. Perché vendere Paoletti? Perché tenere Paoletti? Comunque, essendo romano, sei molto ricercato, anche quello fa parte. Mm. No, non te crede. È indifferente quello è indifferente. Hai provato PES 21 quest'anno? No, non l'ho provato. Cioè, ho giocato, ma quello dove c'hai tipo l'Ultimate Team di PES. Ciao Bubu, ho difeso moltissime volte il Cagliari nei commenti della Serie A di tutti quelli scarsi senza storia del Benevento. Troppo forte il Cagliari. Tranquillo, il Bubu, non te devi accollare pure le squadre degli altri. Mi ha risposto Contini Valerio, mi ha detto che non lo sa, ma probabilmente credo che non giochi sabato, perché anche la primavera gioca sabato di mattina, quindi non credo. Ciao Frederic, io ho smaltito la felicità e sono concentrato per la prossima stagione, non partita, perché tanta partita col Genoa è inutile. Sono d'accordo sul Ligo, però Pavoletti per il gioco semplice potrebbe diventare fondamentale. Si è involuto per colpa di Ifra. PS, ti ho seguito su Instagram e sbaglio col profilo del mio gatto. Ah, ok, ho accettato tutti e due nel dubbio comunque. No, no, non mi sta sul cazzo l'Inter. Assolutamente no. Non sono d'accordo su Pavoletti, ma pareri diversi. Oltre questo, com'è possibile che sia in dubbio la riconferma di Semplici sulla panchina per la prossima stagione? Bella domanda. Sinceramente non mi spiego perché
possa mai essere messa in dubbio la permanenza di Semplici. Io mi auguro e spero che rimanga, però da quello che so è che se Semplici non rimane è per il volere dello stesso mister, perché c'è anche l'ipotesi fiorentina in ballo e Semplici sarebbe molto attratto, visto che appunto è toscano. Però io credo e spero che sia il presidente sia Semplici vogliano continuare insieme. Secondo te, oggettivamente, Pau, se lo vendiamo, quanto possiamo ricavare? Non più di 5 milioni. Ma perché Nightbot dice così? Non ne ho idea, Valerio. Non ne ho idea. Non ne ho idea. Fonseca ti piacerebbe come allenatore del prossimo anno? Oddio. Zoro. No. No. Mi piace molto come uomo. Come allenatore, no. Tenderei verso altri lidi. Ti piace Messias? Lo prenderesti al Cagliari? In che posizione lo faresti giocare? Assolutamente sì, mi piace tantissimo Messias. Lo farei giocare o come ala destra, ala, non esterno, alla destra. Ma perché no, Vale? Non so che cazzo gli sta succede a Nightbot. T'ha bloccato per 5 minuti, Ale, scusami. Vale, scusami, non so che cazzo gli è presa. Mi dispiace, ti chiedo scusa. Stavo a dire, o come ala destra o come seconda punta. Simeone lo terresti? No. Secondo me Giulini sta aspettando il non rinnovo di Ranieri con la Samp. Speriamo di no. Secondo te Miroslav ci si poteva puntare di più? Assolutamente sì. Ce li dici i tuoi sogni nel cassetto riguardo al Cagliari? Vederlo in Europa. Vederlo in Europa. Ieri ti ho detto che Asamoah rimane? Non lo so ieri a chi hai detto che Asamoah rimane. Probabilmente non a me. Se si libera Pirlo, lo prenderesti come mister? Assolutamente no, ma mai nella vita. Comunque, io spero che Asamoah non rimanga, ovviamente. Secondo me non è inutile. Lasciarsi andare con il Genoa e di conseguenza classificarsi al di sotto di loro sarebbe un po' girare le balle. Per questo caso chiedo un'ultimissima botta d'orgoglio, ma cambierebbe veramente poco perché tanto la stagione, a prescindere se tu arrivi sopra o sotto al Genoa, rimane fallimentare. E se tu arrivi sopra il Genoa, hai anche un briciolo di illusione che in realtà quella stagione in realtà non sia andata proprio così malvagia. Quindi meglio rimanere dove siamo. Ma se prendiamo Messi e vediamo tutto quello che abbiamo, potrebbe essere un problema. È vero la voce che Giulini sta trattando lo scambio Ceresimi col Crotone? Non lo so. E riguardo ai giocatori e allenatori che più desideri, non ne ho di particolari. Situazione stadio, lo sai a chi era la persona più sbagliata visto che abito pure lontano, quindi non ne ho minimamente idea. Teniamoci Sottil. Sottil torna alla Fiorentina. Sottil è praticamente già tornato alla Fiorentina mesi fa, perché guarito dall'infortunio e non ha più giocato. Quindi Sottile sarà di nuovo un giocatore della Fiorentina. Il DS Capozucca non dà certezze su Semplici, questo è quello che trapela sul giornale di Sardegna. Giulini continuerebbe, la domanda va posta a Mister Semplici. È quello che vi ho detto io, ragazzi, da quello che mi è stato riferito anche a me, se non rimane Semplici è perché è il Mister che ha deciso questo. Cranio e Nandez sono quelli a quanto si dice che potrebbero partire. Quali sarebbero i migliori sostituti? Di Cranio, Vicario, di Nandez sarebbe molto difficile sostituirlo. Alla fine gira e rigira, ogni fottuto anno siamo alle solite con una salvezza cagata e anche sofferta, esattamente. Leo, un bacione. Chi prenderesti dall'Empoli? Me prenderei Parisi. Parisi e Dionisi.
Ma se gioca contro il Genoa, Sottile, è possibile che rimane? Probabilmente è possibile perché cioè, sarebbe legato presumibilmente a un obbligo di riscatto, quindi il Cagliari in quel caso obbligatoriamente dovrebbe prendere Sottile, perché a questo punto il Cagliari ha fatto palesemente capire che Sottile ha un obbligo di riscatto nel contratto legato al numero di presenze. Ciao Dreamcatcher, alla prossima. A Savona rimane, c'era un rinnovo automatico se ci salvevamo. Rescissione, nessun problema. Sinceramente, a dai soldi a una stampella umana, anche no. Anche no. Perché siamo una squadra di calcio, non stiamo lì a fare beneficenza. Dai, su. Oddio Dio. Cristian, ti ho già detto, stasera non guardo la finale. Sto in live, non posso guardarla. E già so due. Potremmo ripuntare sui Barbo, per carità. Per questo campionato penoso Giulini ha pure investito un boato, quindi temo non farà altrettanto per l'anno prossimo. Ho paura di un'altra stagione schifosa. Io spero solo che la prossima stagione sia il, il primo tassello, il primo scalino da creare, da mettere per il futuro del Cagliari, per un futuro progetto, ma che sia concreto questo progetto. È quello che mi auguro. Ci sarà qualche possibilità di prendere Simi? La possibilità c'è, basta fare l'offerta. Se fai un'offerta c'è la possibilità automaticamente. Meglio Cragno o Vicario? Secondo me a livello attuale decisamente 100.000 volte meglio Cragno, però Vicario può tranquillamente diventare il nuovo titolare, quindi a livello di portiere penso che siamo una delle squadre messe meglio. Comunque ragazzi, abbiamo superato l'ora di live, io vi ringrazio, vi mando un bacione e noi ci becchiamo alla prossima. Vi ricordo, stasera in live su Twitch trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Se volete aiutarmi trovate qua il bot che ha spammato il link di PayPal, se volete fare una piccola donazione per aiutarmi a migliorare il setup del computer. E niente, vi mando un abbraccio, qua sotto trovate tutti i link, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.